Come Veneto Agricoltura siamo presenti anche quest'anno alla Fiera Agricoltura di Montagna con il nostro stand Casa Veneto, con casette costruite con il legno residuato dalla tempesta Vaia, comunque certificato CFP. Durante la manifestazione Veneto Agricoltura ha pensato a un programma ricco di eventi e la novità di quest'anno è una serie di appuntamenti con i nostri servizi idraulico-forestali che prevede degli incontri con i cittadini, con i visitatori della fiera, e durante questi incontri vengono spiegati, vengono proposti metodi corretti di manutenzione per la sicurezza del lavoro, non in cantieri in questo caso, ma nelle attività quotidiane che si possono fare, per esempio in giardino, nella potatura di un albero, quindi una corretta e sicura manutenzione degli utensili come la motosega, il decespugliatore, eccetera, che vengono utilizzati normalmente per le operazioni di giardinaggio o di piccolo bosco, insomma, personale. Oltre a questa attività, Veneto Agricoltura presenta nei 2 sabati di fiera un momento di networking fra il progetto Vaia, che segue Veneto Agricoltura, e altri progetti sulle api. L'obiettivo è di mettere insieme questi 2 progetti per fare in modo di rendere queste aree impattate dalla tempesta Vaia nuovamente produttive. Il Life Vaia lo fa attraverso una piantumazione di piccoli orti, di piccoli frutti, appunto per creare quel minimo di produzione di base in attesa della ricrescita della foresta. Attraverso questo networking fra progetti abbiamo voluto riprodurre un assaggio di miele prodotto in queste aree che sono state impattate dalla tempesta Vaia. La settimana prossima invece il convegno si focalizzerà sul tema della biodiversità, la biodiversità in foresta. Veneto Agricoltura sta in questo periodo creando accordi con il privato per sensibilizzare sulla necessità che anche nei boschi venga mantenuta e tutelata la biodiversità. Per cui attraverso questi accordi con aziende private cerchiamo di finanziare tutta una serie di attività finalizzate proprio alla tutela della biodiversità vegetale ma anche faunistica.